qua, amici telespettatori, questa sera abbiamo un altro ragazzo che è in cerca naturalmente della sua donna ideale. Si chiama Marcello e viene esattamente da Petrosino. Ciao Marcello. Ciao Alberto. Allora Marcello, tu sei sempre in cerca dell'anima gemella? Sì. In cerca della tua donna ideale, Sì. della ragazza giusta? Sì. Quanto tempo è che sei singolo, Marcello? 2 anni. 2 anni. E in 2 anni tu praticamente non hai potuto incontrare la tua anima gemella. Infatti mi sono rivolgiuto a A me? siciliano perché solo tu mi puoi aiutare. Esatto. Come dovrebbe essere questa ragazza? Che gusti hai per quanto riguarda donne? Parliamo dell'età intanto. Tu quanti anni hai? 26. Tu hai 26 anni, quindi partiamo da una base? 21 Dai 21 fino a? a 26. Fino ai 26. Sì. Ti interessa la ragazza che sia magra o grassa? Magra. Magra, la vuoi magra. L'altezza? 1,67, anche 1,70. Quindi partiamo da 1,55 fino a 1,70. 1,70. Sì. Dai 21 fino ad arrivare ai 26. 26. Hai preferenze per quanto riguarda bionde e brune? Non ha importanza. Questo Non ha è importanza. sul Che tema, sì. sul tema dei capelli non ha importanza. Non ha importanza. Che cos'è che vai guardando tu in una donna? La cosa che ti colpisce di più? La sincerità e il rispetto. La sincerità e il rispetto. E il rispetto. Qual è la cosa che potrebbe farti innamorare di una persona? Non lo so, La dolcezza magari? la dolcezza. Ti piace la donna romantica o la donna sportiva? Romantica, va bene. Romantica. Tu sei un tipo romantico? Sì, sì, sì. Credi ancora all'amore? Sì. Che genere di canzoni ascolti? Anche Napoli o altrimenti canzone, non lo so, anche discoteca va pure bene. Però preferisci naturalmente le canzoni d'amore? No, sì, d'amore. Come Laura Pausini, Anna Tatangelo, Esatto. solo questo. Tu sei originario di Petrosino? Sì, Sei stato sempre a Petrosino? sempre, sempre. Sempre. Va bene, l'ultima tua storia d'amore quando è stata? 2 anni fa? 2 anni fa. Quanto è durata? È durata 3 anni. 3 anni. Sì. Addirittura. E poi Lunga. ci siamo lasciati. E come mai? Perché lei diciamo mi tradiva Ti ha mancato di rispetto? il rispetto e quindi Purtroppo succede. succede. Tu comunque non ti devi disperare. No, no, no. Perché queste purtroppo al giorno d'oggi sono cose che succedono spesso. Vabbè. Ormai non c'è più. Sì, questo diciamo, si sa, però ma è... diciamo, sono poche le persone che credono ancora nei sentimenti, nei Sì, valori. sì, sì, Però posso sono anche assicurarti. un ragazzo religiosissimo. Sì. Sono Sei- religioso. Non è che sei evangelista, no? No, no, no. Testimone di Geova? No, 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 su questo no. Normale, cattolico. No, cattolico, sì. Credi in Dio, Sì, perfettamente. sì, sì, sì. Va bene. Ascoltami, ti volevo fare un'altra domanda molto importante. Dimmi. Se tu dovessi descrivere la tua persona, ti dovresti descrivere tu. Esatto. Secondo te, che genere di uomo sei tu? Sono simpatico. Ti piace l'armonia praticamente? L'armonia, sì, sono simpatico. Sei un ragazzo alla mano. Alla mano mi piace rispettare, essere rispettato, questo. Mi piace su questo, ho detto, per me il rispetto è tutto. Esatto. Ecco, A me si è concesso che ti dovresti fare fidanzato. sì. Quali sono i comportamenti che useresti con la tua anima gemella? Di essere sincero, di non la tradire e tutto il resto. Esatto. Quindi tu credi ancora nella fedeltà. Sì, 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 sì. E nonostante che tu abbia avuto una brutta esperienza alle spalle, cioè No, non no, sei. credo sempre in avanti, vado sempre avanti. Esatto, bravo. È meglio andare andare avanti sulla vita, Esatto. ma se no c'è romaccia. Va bene Marcello, amiche telespettatrici, avete conosciuto Marcello, 26 anni di Petrosino che è in cerca della sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che volessero contattarlo non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Marcello è qui, è un bravo ragazzo. Marcello, quanto sei alto? 1,73. Quanto pesi? Peso Sei in sovrappeso. 103 kg, 103. tutto muscoli però. Si può fare pure la pro. Sì. Va bene Marcello, ripeto amiche telespettatrici, per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Marcello è qui e ha assolutamente bisogno di sistemarsi e crearsi una famiglia perché si sente solo, giusto? Giustissimo. Allora, amiche telespettatrici, ripeto, telefonate. Allora Marcello, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio verso di loro? Chiamatemi e siete rispettanti. Perfetto, bel messaggio. Beh, Vabbè, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Marcello. Ciao ciao.
Oh yeah.